stato avvisato che erano momenti molto tragici, che il giorno dopo dovevo essere prelevato probabilmente da un ricordo del mio amico, e la mattina alle 5 ho preso la corriera, siamo andati a prendere il treno a Matulli e sono rientrato in Italia. Mi ricordo che è scappato, proprio scappato, è arrivato qui a seguito poi di un concorso, come si dice in braghe di tela, perché era appena finita la guerra, quindi sa. Il simbolo del dramma degli esuli, che è rappresentato dalla giovane Norma Cossetto, dopo essere stata violentata da 17 partigiani di Tito, le vennero amputati i seni. E sembra che possano essere quasi 10.000, forse anche 12.000 persone, nostri concittadini, connazionali, che furono uccisi e gettati nelle foibe, questi anfrati rocciosi del Carso, e taluni addirittura buttati dentro vivi. Ho alcuni ricordi molto molto forti, diciamo, perché appunto, come dicevo prima, in questi momenti di assenza di autorità a Capodistria, nel senso che non c'era nessuno, non si sapeva se fossimo sotto una giurisdizione, un'amministrazione dei tedeschi, oppure, perché in quel periodo c'è stato un periodo lungo che Capodistria era occupata da forze militari, da militari tedeschi, oppure addirittura partigiani, perché già cominciavano improvvisamente ad apparire dei partigiani così singoli o squadre, squadracce, chiamiamole pure. Un episodio in particolare che mi è rimasto molto impresso è: un giorno eravamo a casa, mia madre, io e mio fratello, no? Mio fratello aveva 3 anni meno di me, quindi io avevo 4 anni e mio fratello ne aveva 1, insomma. Mio padre quel giorno è stato convocato a Trieste, alla direzione superiore dell'organizzazione, insomma, dell'amministrazione delle imposte, e quindi ha dovuto prendere il vaporetto e andare a Trieste, perché si usava da Capodistria a Trieste utilizzare un'imbarcazione. Poco dopo che mio padre è partito e ha lasciato casa praticamente, hanno fatto letteralmente irruzione a casa mia i partigiani, chiedendo di mio padre: dov'è? Non c'è, è andato a Trieste. Insomma, mi ricordo che mia madre, terrorizzata, io e mio fratello pure, hanno guardato sotto i letti, hanno cercato dappertutto, e questo è un episodio che mi è rimasto molto molto fotografato, diciamo così, nella memoria. Vivevo in quel periodo 40, 41, 42, vivevo a Lussempiccolo. L'hanno occupato addirittura nel 43 le truppe di Tito, e noi ci siamo portati un pochettino più avanti a Laurana, stavo vicino Fiume. Hanno aperto la scuola ancora, finché nel 46 ho dovuto togliere l'angolo, e gli altri hanno potuto finire le scuole. Dopo, rientrati in Italia, un nostro professore di Fiume si è dato da fare e ha trovato a Brindisi l'accademia, ex accademia navale, vuota, e ha organizzato praticamente quasi tutte le scuole di Fiume, si sono trasportate a Brindisi. Beh, insomma, la mia famiglia è rimasta là per ancora qualche mese, finché è venuto il permesso per l'opzione, o rimanere là restando croati o venire in Italia essendo italiani. Naturalmente hanno optato tutti, anche nella cittadina dove ero io, pochi abitanti, 800-900 abitanti, circa il 70-80% è venuto in Italia. Quando ho avuto l'occasione di optare, sono venuti. Noi siamo stati fortunati perché avevo un parente a Montebelluna. Dunque abbiamo trovato case e tutto, ma l'altra gente, migliaia di persone per anni e anni, hanno vissuto in campi di concentramento praticamente, perché non si poteva dire rifugi, erano mezzi campi di concentramento. Moltissimi, anche credo il 30 al 35% sono emigrati. Notaio, lei ha memoria di un caro amico e collega
che è mancato ormai già molti anni fa. Sì, ero amico e collega perché lui era notaio, Manlio Malabotta, triestino di origine, ancora sotto gli Asburgici, quindi ha fatto le sue scuole sotto l'impero austro-ungarico, ma si riteneva molto italiano perché era triestino. E poi si è specializzato nel notariato e è andato a fare il notaio a Montona, proprio nel centro dell'Istria. E lì è rimasto parecchi anni, finché con gli eventi di Tito e compagnia bella ha dovuto sloggiare, perché anche era in posizione anche pericolosa, perché lui era stato anche podestà, mi pare, di Montona, sa? Quindi in quegli anni là era italiano più che istriano, però lui si sentiva triestino. È arrivato qua a Montebelluna, direi in condizioni anche di disagiate, perché poi ha dovuto scappare da là. Era sposato, poi si è risposato, ha avuto una figlia e ha messo su lo studio del notaio qui a Montebelluna. Era una persona molto a modo, a parte la professione che era molto in gamba, era a modo perché era appassionato di arte e aveva una raccolta eccezionale di De Pisis, che poi è rimasta la moglie, che adesso mi pare che sia stata lasciata a Ferrara o Ravenna. E anche appassionato di letteratura, scriveva piacevolmente qualche libretto e anche poesiole in triestino. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo, un ricordo che per tanto tempo è stato forse dimenticato. Certo, sicuramente. Tra l'altro rappresenta una, secondo me, delle pagine più buie della storia della nostra nazione. Una pagina che ricorda tutte quelle persone, e sembra che possano essere quasi 10.000, forse anche 12.000 persone, nostri concittadini, connazionali, che furono uccisi e gettati nelle foibe, questi anfratti rocciosi del Carso, taluni addirittura buttati dentro vivi. Questo veramente rappresentava, secondo il maresciallo Tito, una specie di pulizia etnica contro tutti gli italiani che vivevano in quei territori, che come dire, ingiustamente, scorrettamente ci furono rubati. Il primo che diede voce al dramma vissuto dai nostri fratelli giuliani istriano-dalmati fu Arrigo Petacco con l'Esodo nel 1999. Mi ricordo che l'autore mi raccontava che spesso doveva fermarsi perché gli veniva da piangere per descrivere le violenze patite dai nostri fratelli. Mi ricordo che mi raccontò che i comunisti, partigiani jugoslavi di Tito, dopo aver decapitato la testa a un civile, strappato un dente d'oro, iniziarono a giocare a calcio. Qui a Montebelluna arrivarono diversi esuli. Mi viene in mente la dottoressa Pascotto Maria, detta Mariuccia, farmacista, che conquistò la fiducia dei montebellunesi di Isola. I suoi genitori erano farmacisti a Isola. Oppure Diego Stradi o Lorenzo Verbano, commercialista. Fa specie che queste persone, nonostante il dramma, la violenza subita, la spoliazione dei loro beni, riuscirono a continuare il loro percorso di vita, a costruire una famiglia, a laurearsi e a trovare ad avere un lavoro dignitoso. Il comune di Montebelluna a Norma Cossetto ha dedicato una via a Mercato Vecchio, proprio su iniziativa di due assessori, Claudio Borgia e Michele Toaldo. Sì, io faccio parte di quella generazione che purtroppo non ha scoperto questa tragedia sui libri di scuola, bensì a casa di un amico, a casa del dottor Verbano, esule, che mi ha raccontato quanto è successo. Ed è proprio dall'età di 15 anni che mi batto per far conoscere a tutti questa tragedia. Ed è per questo che ho voluto, insieme all'assessore Toaldo, che è molto sensibile a questa iniziativa, di richiedere che anche a Montebelluna ci fosse una via per Norma Cossetto. Da ragazzino, quando ho cominciato a riprendere il mare, diciamo così, le prime uscite da Lignano erano dirette in Istria, insomma, quindi l'Istria è stata la prima sponda che ho toccato, insomma, navigando. Sì, sì.